Rifiuto selvaggio, vicentini recidivi nel non riciclare il rifiuto in maniera adeguata. Continuano infatti i conferimenti errati nei cassonetti. A smascherare gli abitué del sacchetto con dentro umido, secco e plastica assieme le telecamere di videosorveglianza e il lavoro degli agenti in borghese. Il bilancio di 2 mesi di attività è pesante. Io non amo le sanzioni, ma se è l'unico modo per far capire alle persone che la città deve essere pulita e che l'ambiente è una responsabilità di tutti noi, andiamo avanti su questa strada. Si continua dunque sulla strada del rigore. Lo stesso assessore in prima persona ha segnalato situazioni di rifiuto selvaggio, venendo apostrofata in malo modo dal farsi i fatti propri, fino ad arrivare alle velate minacce dal cittadino pizzicato in fallo. Mi è capitato di fermare una signora che buttava l'umido in un cassonetto dell'indifferenziato, insomma le sue parole nei miei confronti non sono state molto gentili, ma io non demordo e vado avanti. Tra i quartieri dove meno c'è attenzione nel differenziare il rifiuto spiccano San Lazzaro, Villaggio del Sole e Campedello, ma diciamo così che per molti è un attimo scendere dall'auto e gettare i propri rifiuti dove capita.